Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi giovedì 28 luglio. Siamo con Marco Dolfin, consigliere regionale e comunale per Chioggia Azzurra, sulla questione di cosa è successo sulla Battigia ieri, che è finito all'ordine del giorno sui giornali, riguardo le forze dell'ordine che sembra abbiano agito una volta tanto, però l'abbiano fatto in modo sbagliato a quanto appare sui giornali. Cosa è successo? Ma ti faccio una battuta sola: chi siamo noi per giudicare l'operato delle forze dell'ordine? Io non ho nessuna competenza a giudicarle e pertanto non mi azzarderei nemmeno a richiamare le forze dell'ordine da una parte, ma addirittura anche il sindaco dall'altra, perché ho scoperto che qualcuno ha mandato una lettera, un cittadino ha mandato una lettera, e qualche consigliere si è prestato anche a questo, a mandare una lettera di richiamo, diciamo così, tra virgolette, delle forze dell'ordine attraverso appunto la figura del sindaco. Io trovo veramente sbagliata, al netto che qualsiasi cittadino può fare qualsiasi osservazione del caso, dunque porre le attenzioni al sindaco o all'amministrazione, ci mancherebbe altro. Nella fattispecie però trovo un po', diciamo così, un po' assurdo, per non dire altro, richiamare appunto l'azione delle forze dell'ordine. Allora, mettiamoci d'accordo in questa città. Quando non ci sono le forze dell'ordine siamo i primi a dire: dove sono le forze dell'ordine? È assurdo, non ci sono i vigili, non c'è la polizia, non c'è qua, nessuno controlla Far West. Quando le forze dell'ordine fanno qualcosa, fanno il loro dovere, fanno la loro azione anche di contrasto, messi in campo anche in maniera forte e tenace, perché questa è l'azione che bisogna fare, perché l'azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo e della vendita illegale di prodotti va fatta in maniera costante e continua ogni giorno. Siamo per Chioggia Azzurra con Andrea Gobbin all'inaugurazione del SEND, giusto? Avete fatto tutto nuovo, una bellissima struttura, complimenti. È bello che ci sia la volontà di investire in questo periodo in cui si vede un po' magro, insomma, non è che si veda la ricchezza, però per il turismo mi sembra che ci sia una buona sostanza in ballo, no? Sì, diciamo che si diceva che chi investe in momenti di crisi è come costruirsi le ali quando ci si butta dalla montagna, quindi mi sembra un ottimo momento per provare, no? A dare un cambio alla città. Ci abbiamo provato, mi fa piacere che vi piaccia e niente, vi aspettiamo qui, vedete se riusciamo a guardare un pochino la nuova. Avete un panorama bellissimo qua e avete una bellissima struttura veramente. Grazie, siete proprio gentili. Per cui adesso aspettiamo che la risposta, insomma, da parte dei cittadini e da parte dei turisti, che sicuramente non mancherà. Speriamo di vederli numerosi. Organizzate anche eventi? Fate sì, anche... ogni sabato e domenica abbiamo un evento, un aperitivo che parte dalle 18 sia qui che in riva al mare, insomma abbiamo varie situazioni, varie zone e tutte da scoprire quest'anno, per cui venite a trovarci. Tutta una novità. Sì. Perfetto, allora, saremo prossimi. Grazie infinite. Ciao. Un episodio inusuale che ha dato però la dimostrazione che qua a Chioggia i commercianti abusivi e irregolari fanno quello che vogliono e si sentono al di sopra della legge. Non soddisfatti di posizionare le proprie bancarelle in modo tale che chi transita sul bagnasciuga è costretto a deviare il suo percorso dalla Battigia, si sono messi a pescare lanciando una di quelle reti che si aprono in aria. L'addetto al salvamento della torretta lì vicino li ha avvertiti che non è possibile mettersi a pescare così sulla spiaggia, ma gli irregolari hanno continuato costringendo l'addetto a chiamare le forze dell'ordine.
È giunta quindi la Capitaneria di Porto e la polizia a bordo delle moto d'acqua, facendo desistere i pescatori irregolari dal continuare a procacciarsi così il cibo. È sorprendente che ci sia chi prende le difese di chi pretende di agire in barba alle leggi a cui tutto il resto della popolazione deve sottostare, ed è ancora più sorprendente che per mettere all'agonia le forze dell'ordine che cercano di far rispettare le leggi italiane si faccia carico qualche figura politica che siede tra gli scranni del municipio. A Venezia 2 giovani fidanzati stranieri cercavano di sbarcare il lunario proponendo a chi era di passaggio di farsi fotografare con 2 barbagianni per 20 euro a foto. I barbagianni sono animali selvatici, notturni e solitari. In questo frangente erano costretti a rimanere in mezzo alla confusione, sopportando le alte temperature di questo periodo. In più momenti hanno subito colpi di calore che hanno messo a rischio la loro vita. Fortunatamente è intervenuta all'US 3 Serenissima Servizio Veterinario che ha messo in salvo i 2 rapaci, ricoverandoli e curandoli. Ora i 2 animali saranno mandati al centro di recupero per animali selvatici. I 2 fidanzati sono stati denunciati per maltrattamenti, accusa giustificata da come gli animali sono stati trattati per poter essere attivi in un orario a loro non consono. Il sequestro dei 2 rapaci è stato possibile grazie alla collaborazione tra il nucleo CITES dei Carabinieri, l'EMPA di Mira e il servizio veterinario della US 3 Serenissima. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sta definendo il piano degli interventi da mettere in atto per affrontare la situazione di emergenza idrica che l'intero territorio regionale sta affrontando. La situazione è particolarmente critica in tutta la regione, ha affermato il commissario delegato per gli interventi urgenti per gestione della crisi idrica. Il piano degli interventi prevede di agire da un lato per far fronte alla siccità con 192 interventi sulle interconnessioni per oltre 715 milioni di euro, dall'altro sul fronte della ricerca delle perdite con un investimento da oltre 400 milioni di euro mirati a far fronte agli sprechi. Inoltre gli enti gestori hanno già programmato interventi strutturali al fine di attenuare, se non di eliminare, le conseguenze di eventi siccitosi quali quello attuale, che sono stati inseriti nelle pianificazioni dei rispettivi consigli di bacino, appoggiandosi anche a nuove fonti di approvvigionamento sia in eventi siccitosi come l'attuale, sia in eventi alluvionali. Gli interventi previsti sono 192 per un costo totale di oltre 715 milioni di euro, di questi 72 milioni circa destinati al bacino del Po. Secondo caposaldo del piano del commissario per far fronte all'emergenza idrica, in Veneto il piano ricerca delle perdite, al fine di ridurre lo spreco d'acqua nel servizio idrico, adoperando nuove tecnologie per individuare le perdite e agire in maniera mirata. Un investimento che si assesta in 400 milioni di euro, recuperabili anche dal piano nazionale ripresa e resilienza. La riduzione delle perdite passa poi necessariamente attraverso la sostituzione e l'ammodernamento delle condotte. Nei prossimi 10 anni in Veneto verranno investiti circa 900 milioni per rinnovare le reti acquedottistiche che in media perdono oggi circa il 40% dell'acqua prelevata.
A Venezia sono stati abbandonati in 2 episodi distinti 3 cani in auto roventi. Uno di questi non è sopravvissuto. I 2 episodi si sono verificati nel garage comunale di Piazzale Roma nelle ultime 2 settimane e l'allarme è stato lanciato in entrambe le occasioni dagli addetti del garage. In terrazza, sotto il sole, il servizio veterinario ha salvato uno Yorkshire di circa 2 anni, chiuso all'interno di un SUV. Con l'ok immediato del magistrato è stato sfondato il finestrino per riuscire a prelevarlo e ricoverarlo immediatamente nel canile della US 3, dove è stato ricoverato. Ora sta bene. 2 cani di grossa taglia sono stati invece recuperati dall'auto di 2 turisti tedeschi all'interno dello stesso garage. Uno dei 2 è stato salvato, ma il secondo, nonostante il ricovero d'urgenza prima presso una clinica di Mestre e poi presso una di Padova, è deceduto a causa di uno scompenso cardiocircolatorio causato dal colpo di calore. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 28 luglio, è la San Michele in via Padre Emilio Venturini, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!